L'immobilismo del sindaco di Bassano Elena Pavan, che tanto sta facendo arrabbiare i rappresentanti delle categorie produttive come Confartigianato e Apindustria, lascia strascichi. Ora non abbiamo dubbi che la maggioranza, così pungolata dalle associazioni e da Rete Veneta, passerà sicuramente all'ordine del giorno con qualche comunicazione sulla Grande Bassano, promettendo questo o quello. Ma il punto è proprio che le promesse non sono seguite dai fatti, cosa che fa arrabbiare i rappresentanti economici del territorio. La nostra è stata una campanella di avviso per dire a questa giunta che dopo 8 mesi si doveva e si deve fare assolutamente di più. Meno proclami, più fatti. Ci vuole un leader, ci vuole una persona che in questo momento riesca ad unire il territorio e a fare quella che deve essere la Grande Bassano. Quindi il nostro è un po' un monito e un incitamento a fare molto di più. La lista delle cose fatte è brevissima, quasi inesistente. In compenso, secondo Confartigianato, quella delle cose da fare è piuttosto ricca. Io cito solamente il discorso viabilità, che in questo momento è rimasta quella che era un anno fa, quindi una viabilità a Bassano che non vuole saperne di far correre questo flusso di auto. Una cosa che mi sta molto a cuore è il marchio territoriale, che vedo molto fermo, vedo ancora ai blocchi di partenza e che invece dovrebbe avere una marcia in più e dovrebbe essere molto spinto, perché in questo momento dobbiamo pensare a una Bassano che viva e che crei turismo in un momento in cui l'economia ha bisogno anche di questo. E anche le opposizioni fanno presente, con comunicato firmato da tutti i consiglieri di minoranza, dello stupore per gli interventi di Elena Pavan sulla questione della Grande Bassano, evidenziando invece le mancanze dell'amministrazione comunale rispetto a una governance sovracomunale. Ora la giunta Pavan, andata al governo della città con lo slogan "Si cambia", è costretta invece a cambiare in corsa lei stessa per non apparire irrilevante.